Un contingente, un rinforzo molto importante, rilevante, ci consente di coprire i nostri presidi in maniera proprio efficace. Già da ieri sono entrate in servizio queste nuove risorse. Nuova linfa e nuove energie in campo per l'Arma dei Carabinieri. Da lunedì stazioni e tenenze della città metropolitana si sono arricchite di 47 nuove unità. Si tratta di un'assegnazione storica, mai vista in passato, che contribuisce a rafforzare, oltre che i dispositivi di controllo, anche le risposte concrete ai cittadini. Quindi si tratta dei carabinieri che saranno di servizio per strada e saranno a ricevere il pubblico nei presidi che l'Arma rappresenta sul territorio. Gran parte delle risorse sono anche state destinate ad esempio qui a Mestre e nel centro storico di Venezia e le isole. Parliamo di Mestre, Spinea, Noale, Scorsè, tanto per capirci sono una quindicina di carabinieri. Oltre a quelli che sono stati destinati al centro storico di Venezia, comprese anche poi le isole Murano, Burano, Pellestrina. Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile. La presentazione dei rinforzi è stata occasione per ricordare come il quadro della situazione nel territorio veneziano sia segnato dal calo dei reati nell'ordine del 10%.